Buonasera a tutte e a tutti. Cordiale benvenuto al gentile pubblico presente da parte dell'Ateneo e della sua presidente, la dottoressa Antonella Magaraggia, che oggi non può essere con noi per altri impegni. Come archeologo, naturalmente, mi è particolarmente gradito essere qui a portare il suo e il mio saluto. Il corso di archeologia è uno dei corsi istituzionali dell'Ateneo, che nasceva nel 2019, quando io ricoprivo la carica allora di segretario accademico. L'iniziativa era delle colleghe Irene Favaretto e Margherita Tirelli. Allora avevo salutato con grande entusiasmo la proposta che si presentava interessante e innovativa e in perfetta linea con le finalità culturali dell'Ateneo. Da quell'anno e per gli anni accademici successivi, anche con le difficoltà determinate dalla pandemia, questo corso ha visto una notevole affluenza di pubblico, a conferma della validità di questa iniziativa che poneva il Veneto e Venezia come punti focali di un discorso ogni volta declinato su temi diversi e tutti di grande interesse. Il coinvolgimento promosso dalla amica e collega Margherita Tirelli di molti studiosi con ampie competenze è stata la prima garanzia di tale successo, che si deve proprio alla cura instancabile e costante di Margherita. A lei desidero esprimere vivamente tutta la gratitudine della nostra istituzione. È una socia che ha contribuito molto alle attività dell'Ateneo. Le forme di comunicazione che questo corso dell'Ateneo ha posto in essere sono un capitolo di quella che oggi viene indicata anche come archeologia pubblica. Una più estesa e consapevole conoscenza del passato ha infatti un ruolo significativo nella società moderna. Per noi è un impegno istituzionale che punta a un'interazione tra chi opera in questo settore e il pubblico, anche attraverso una diffusione multimediale che, come oramai da tempo l'Ateneo sta facendo. Questi nostri incontri sono sempre diffusi anche attraverso i canali multimediali, quindi questo è un fatto molto importante che consente anche a un pubblico più vasto di seguire le nostre attività. Lascio all'amica e collega Margherita Tirelli il compito di illustrare nei dettagli le tematiche affrontate dal corso di archeologia del 2025, dal titolo Immagini come simbolo e immagini come racconto nel Veneto antico. Un argomento affascinante, dal momento che la comunicazione per immagini è fin dall'antichità uno strumento di grande incisività per la trasmissione di idee, ideologie anche direi, e messaggi di natura diversa. Un saluto di benvenuto e un ringraziamento anche al primo relatore del nostro corso, il professor Luca Zaghetto, grande conoscitore dell'arte delle situle, e alle altre colleghe che hanno contribuito assieme a Margherita alla realizzazione del corso, le professoresse Giovanna Gambacurta e Francesca Ghedini. A tutte e a tutti un buon pomeriggio, un buon corso. Grazie. Non posso che ringraziare il vicepresidente dell'Ateneo, professor Filippo Carinci, per queste sue squisite parole nei confronti del corso di archeologia che a conti fatti quest'anno ricorre per la 6ª volta. Come per gli anni passati, l'obiettivo del nostro corso è il Veneto antico e come ormai da più di un corso ci saranno le prime 2 lezioni che saranno ambientate, diciamo così, nel Veneto pre-romano e la terza nel Veneto romano e la quarta spazierà fra Roma e Grecia. Sull'incontro di oggi è inutile che io parli perché sentiremo tra breve il dottor Luca Zaghetto che vorrei presentare brevissimamente. Allora, per chi si occupa di iconografia nel mondo pre-romano, Luca Zaghetto è il maggior riferimento. Perché? Perché lui, diciamo così, da sempre nella sua carriera di studioso si
è occupato di iconografia, ovvero sia della decodificazione delle immagini che, come adesso avremo modo di sentire, nel mondo dei Veneti antichi erano molte e rappresentate su molti manufatti, a volte singolarmente, ma molte volte insieme, a creare veramente dei racconti. E la decodificazione di questi racconti è stato uno degli obiettivi primari della carriera di Luca Zaghetto. E mi piace ricordare ma i suoi moltissimi articoli sempre su questa tematica, neanche parlo, ma vorrei ricordare due opere che sono due libroni che sono fondamentali proprio per lo studio dell'iconografia del mondo preromano. Il primo riguarda la Situla Benvenuti, che è questo straordinario manufatto in bronzo sbalzato di Este, che adesso avremo modo ovviamente di vedere, e il volume di Luca Zaghetto si intitola La Situla Benvenuti di Este, il poema figurato degli antichi veneti, ed è del 2017. Ma nel 2022 a questo volume ne è seguito un secondo, La Situla della Certosa di Bologna, altro manufatto straordinario, alle origini della ritualità nell'Italia protostorica. Quindi della conferenza di oggi è inutile che io vi parli perché adesso stiamo per sentirla. Devo solo dire che il secondo incontro, che avrà come relatrice Giovanna Gambacurta, vecchia conoscenza dell'Ateneo, sull'orizzonte il paesaggio nell'arte delle situle, cioè avrà nuovamente come oggetto questi straordinari bronzi veneti, però visti da un altro punto di vista. Nella terza, che terrò io, ci addentreremo invece nel mondo romano e nel mondo delle necropoli romane. Perché? Perché fra i numerosissimi monumenti funerari rinvenuti nelle necropoli, frequentissime sono le immagini che intendono comunicare, come avremo modo di vedere, dei racconti, delle metafore, delle simbologie, delle mitologie. Finiremo con Francesca Ghedini, nome notissimo per gli studiosi del mondo greco e del mondo romano, e con Francesca Ghedini avremo una carrellata finale del corso che spazierà da Roma alla Grecia. Credo a questo punto di aver detto tutto, non posso che ringraziare nuovamente il dottor Luca Zaghetto della sua presenza di oggi e del suo intervento, che è proprio una prolusione a questo argomento nel mondo dei Veneti. Grazie. Buonasera a tutti, grazie al vicepresidente, grazie a Margherita, è veramente un onore essere qui, grazie a voi. La location e la tradizione dell'istituto non hanno bisogno di far perdere altro tempo, andiamo subito allora ad incontrare questi meravigliosi prodotti realizzati dai Veneti antichi e dai loro vicini. Poco conosciuti rispetto all'importanza che hanno nella geografia dell'Europa protostorica. Direi quasi più conosciuti fuori dall'Italia che non in Italia. Parliamo grosso modo, parleremo del primo millennio avanti Cristo. La frase che ho usato come titolo è "Condusse l'esercito", è di Plutarco ed è riferita a Cesare nel momento del passaggio del Rubicone. E non è casuale, nel senso che ovviamente identifica il tema, che è quello degli armi ed armati, ma allo stesso tempo mette in luce alcune cose che vorrei sottolineare nell'intervento, cioè come questo breve viaggio nella protostoria, grosso modo alla metà del primo millennio avanti Cristo, di fatto abbia molti legami con quella che poi è la storia romana e quindi anche con il macro tema di questi 4 incontri. Allora, i Veneti, vi dicevo, ci hanno lasciato questa
meravigliosa, eccola qui, queste meravigliose testimonianze, oggetti in bronzo istoriati, lavorati con raffigurazioni che rappresentano, ripeto, il più ricco repertorio iconografico che abbiamo in tutta l'Europa, esclusa ovviamente la Grecia protostorica. Quindi un primato per l'archeologo, che è un primato di grande fortuna, per il modo in cui, per le informazioni che l'archeologo può raccogliere. Questa è un'immagine di Stefano Buson, restauratore del Museo di Este, che ha collaborato anche con Margherita Daltino, che riproduce sperimentalmente in modo eccezionale queste situle. L'arte delle situle, propriamente detta, si sviluppa fra il 650 e il 500 a.C. circa, quindi un periodo molto breve, ed è un'arte privata, cioè di oggetti privati di prestigio, posseduti dai maggiorenti per lo più, che venivano usati in vita, che poi noi ritroviamo nelle tombe, e che dura poco perché attorno al 500 nascono in Veneto i santuari pubblici. Siamo al periodo in cui la città si sta definendo un po' come in Grecia, con un certo ritardo, ma un po' come succede in Grecia, e quindi anche quest'arte un po' si impoverisce e dal privato va al pubblico, cioè passa da oggetti privati che venivano posseduti, ripeto, dai singoli individui, a ex voto, in cui i cittadini rappresentano se stessi e lasciano la propria immagine alla divinità. Per questo abbiamo soprattutto uomini in versione militare e donne, un rapporto circa del 75% di maschi e del 25% del mondo femminile. Le situle sono i vasi per bere, sono diffusi dal bronzo finale, quindi grosso modo dal 1200-1100 a.C. in tutta Europa, perché si diffonde il vino, e non solo per il vino, ma soprattutto per il vino, però ripeto, quelle del mondo veneto e dei paesi vicini hanno la particolarità di avere queste raffigurazioni incise estremamente preziose. Questa è l'area di distribuzione dell'arte delle situle. Vedete i siti nei puntini e le varie culture. Come vedete sono culture diverse. Abbiamo i veneti, che sono di tradizione indoeuropea, di ascendenza indoeuropea, i reti, che invece molto probabilmente non lo sono, gli illiri, gli etruschi padani, eccetera, eccetera. In ogni caso, come vedete, la linea obliqua che segna il crinale degli Appennini, quindi prodotti che in letteratura venivano definiti dagli archeologi come etruschi o etruscoidi, ma che in realtà poco hanno a che vedere con il mondo etrusco e molto hanno a vedere con la realtà che c'è nel bacino alto adriatico in senso esteso, dove i veneti, con la città di Este, assieme a Bologna, rappresentano un po' i due centri culturali. Bologna e Este sono in questo momento, 700, 600, 500 a.C., le città che culturalmente e commercialmente sono le vere capitali di questa variegata serie di popolazioni, in un mondo dove comunque c'era comunicazione e grandi scambi commerciali. I prodotti dell'arte delle situle non sono solo situle, ma sono anche altri tipi di oggetti, ma la cosa più importante è la capacità, la narrativa e le informazioni che questi testi, veramente si tratta di testi iconografici, contengono. Questa che vedete è la situla Benvenuti, prima citata da Margherita, e come vedete sono storie molto complesse di un mondo di cui noi conosciamo molto archeologicamente, ma concretamente molto poco. Noi non sappiamo neanche come erano fatti i templi, abbiamo poche informazioni, come erano le case. E quindi abbiamo questi oggetti che sono da un lato quasi come delle fotografie istantanee, perché ci mostrano cose di cui non abbiamo conoscenza archeologica, ad esempio i vestiti ci è arrivato pochissimo, o il legno, la mobilia, eccetera, e dall'altro hanno anche un altro livello che è quello della narrazione, ci raccontano degli eventi che
chissà quante informazioni nascondono al loro interno se li decodifichiamo nel modo giusto. Non è un'arte che nasce così a caso, in questo periodo circolano molti oggetti dall'Oriente e in bronzo con raffigurazioni. Quello che vedete a destra addirittura è un vaso, una patera di stile egizio che addirittura ha un'iscrizione egiziana finta. Questo perché è antica, che è la dimostrazione di come in questo momento i grandi principi etruschi, latini, ma anche veneti, cercano questi oggetti che sono gli oggetti tipici delle aristocrazie orientali. Infatti il parente più vicino delle nostre opere, perché questa è un'arte che nasce quasi dal niente, ce la troviamo quasi dal niente, il parente più vicino sono alcune opere orientali, in particolare le porte di Balawat, dove il sovrano assiro, parliamo dell'Iraq, l'odierna Mosul, vicino a Mosul, dove il sovrano mostra le sue gesta, soprattutto le gesta militari. Ed ecco che arriviamo al tema di oggi. Anche la situla Benvenuti, ad esempio, come nel fregio sotto, rappresenta un episodio che coinvolge dei militari. Chiaramente nella città-stato, come è in Grecia, e come è a Roma, e come fra gli Etruschi, l'elemento militare è fondamentale. Praticamente ogni anno c'era una campagna di guerra. Faccio un breve accenno sì, scusate. Eccolo qui. Faccio un breve accenno a una questione, visto che si parla di iconografia, una questione poco affrontata. Nonostante migliaia, milioni di pagine di storia dell'arte, di iconografia, iconologia, semiotica visiva e quant'altro, noi non disponiamo di una grammatica delle immagini. Cioè, se dobbiamo decodificare dei testi di cui non conosciamo i riferimenti e quant'altro, non abbiamo quegli strumenti che abbiamo invece a livello grammaticale quando affrontiamo le lingue. Quindi, quando mi sono trovato ad affrontare tanti anni fa, all'inizio di questo percorso, questi oggetti, ho dovuto generare un metodo, qui ovviamente non vi tedio, però è un metodo sostanzialmente complesso e in qualche modo originale, e che oggi, devo dire, mi dà anche soddisfazioni, perché questo nodo è venuto al pettine con l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale si applica benissimo ai testi o alle istruzioni scritte, ma malissimo con le immagini, proprio perché non abbiamo una grammatica, non abbiamo le giuste istruzioni da dargli. Il metodo che ho creato di tipo linguistico, cioè ho cercato di fare in modo che le immagini assomigliassero in qualche modo arrivassero ad assomigliare in qualche modo alla grammatica della lingua e soprattutto alla semiotica, e quindi usare in qualche modo parole e frasi. Perché vi dico questo? Per dirvi che di fatto l'indagine, quello che vi dirò oggi, è frutto dell'esame di ogni singolo di tutti i monumenti di quest'arte, di tutte le raffigurazioni e di ogni singolo elemento. Ogni singolo elemento è stato classificato e messo all'interno di uno schema come se fosse elemento di una lingua, come se fosse un dizionario. Quindi spero di dirvi cose abbastanza giuste. Ecco, questa è la finalità. In realtà quello che volevo dirvi è che il perimetro, cosa abbiamo? 50 siti, circa 180 monumenti in bronzo, l'abbiamo visto nell'arco di circa 150 anni, e circa 6.000 elementi iconografici. Queste 6.000 paroline che ci dicono, che illustrano oggetti dell'antichità e via dicendo. Non partiamo però dall'arte delle situle, ma partiamo da quello che viene dopo, cioè dagli oggetti dai santuari, che sono più semplici, non c'è narrazione, ci sono, vedremo adesso, vediamo subito, figure singole, ma sono molto interessanti e saranno la base poi per ragionamento, per vedere il resto. Questa è la carta dei santuari più importanti del Veneto, e che soprattutto hanno restituito questi ex voto, che come vedete sono per lo più rappresentazioni di militari. È ovvio che avere a disposizione tante immagini di questi militari ci consente di vedere
il tema delle armi e dell'armamento, come non succede, ripeto, in nessun'altra parte d'Europa, perché poi lo possiamo anche accostare ai rinvenimenti archeologici, che ci sono anche in altre parti d'Europa, ma in altre parti non c'è tutta questa produzione iconografica. Andiamo a vedere ad esempio gli opliti di Este, questo ovviamente è un disegno attuale. Este, che ripeto era una delle due capitali del Veneto e dell'intero probabilmente quadro Alto Adriatico, ha restituito circa 400 figure, il santuario in questo caso di Reitia, ha restituito quasi 400 figure di militari. Fra i più frequenti abbiamo questi che vedete con lo scudo grande. Questo scudo è lo scudo oplitico, gli stessi opliti che ci sono in Grecia, cioè i Veneti nel 500 a.C. usavano lo stesso armamento dei greci, che in quel i greci per capirci di maratona, che in questo periodo avevano le armate più evolute e gli armamenti più evoluti. Adesso andremo a vedere in dettaglio proprio la figura dell'oplita. Pochissimi cavalieri, per quello come vedete ho segnato con la X i cavalieri, e tanti opliti, esattamente come erano i greci a Maratona, dove la percentuale, per dire come esempio, per avere un punto di riferimento. Ovviamente ci sono le specificità. In Grecia si usavano ad esempio gli elmi chiusi, in tutta l'Italia settentrionale e nei Balcani, in tutto questo arco alto adriatico, si preferiscono gli elmi aperti. Vedete qui una serie al centro, una serie di elmi con la tesa che serviva per i proiettili che venivano lanciati e per proteggere gli occhi dai lanci di piccoli oggetti, ma avevano tutte le orecchie aperte. Este, peraltro, si distingue da tutti gli altri siti dell'arco adriatico perché la maggior parte dei soldati ci mostra elmi senza questa tesa. Quindi gli atestini desideravano anche in qualche modo distinguere. L'esercito atestino si distingueva in questo modo. Perché come vedete, perché le orecchie sempre aperte, che è una caratteristica degli eserciti italici, e ce lo dicono le raffigurazioni. È pieno, in percentuale, o meglio, abbiamo un'altissima percentuale di soldati con il corno. Il corno era lo strumento con cui si guidava la falange. Quindi gli elmi erano aperti per consentire di sentire nel frastuono della battaglia le indicazioni che venivano date per lo più in modo acustico anziché visivo. Come vedete gli scudi sono grandissimi, si enfatizza anche l'artista enfatizza la dimensione degli scudi. Perché? Perché ha una finalità ben precisa, secondo me, e non solo me, quella di enfatizzare il ruolo proprio dell'oplita. L'oplita è una figura centrale nella storia delle città greche, perché l'oplita intanto non è allora gli eserciti in qualche modo vengono costituiti da cittadini diciamo di alta fascia e di fascia media, coloro che possono permettersi le armi, gli aula parecomenai. Ma quello che è importante è che in battaglia tutti si è uguali, al di là della differenza di censo. Questo è il cuore dell'oplitismo, e soprattutto lo scudo oplitico difende in parte te e difende in parte il compagno, quindi nasce una solidarietà che è interclasse ed rafforza quelli che sono anche i rapporti cittadini, una solidarietà in battaglia importante, la stessa che abbiamo visto, e possiamo qua anche per staccare un pochettino, che abbiamo visto ad esempio nel film 300. Si combatte in falange, si combatte in formazione stretta e proprio proteggendosi uno con l'altro. Crolla uno e mette a rischio l'intera falange.
L'oplitismo nasce in Grecia attorno al 700, grosso modo, ma già nel 650 lo troviamo, questa è un'olpe etrusca, lo troviamo già in terra italiana attorno al 650, con una differenza rispetto ai militari di est. Come vedete, sia in Grecia che in Etruria, i soldati, i militari, portano l'emblema personale o di famiglia. Da noi non ci sono emblemi. Quindi questa è forse un'indicazione di una ancora maggiore coesione, dove l'individuo in qualche modo si sottopone a quello che invece fa un passo indietro rispetto a quello che è invece la collettività. E ripeto, in un momento importante nel passaggio storico della formazione verso la città-stato con le leggi e quant'altro. Ovviamente le informazioni sono anche di ordine militare. L'oplita combatte sostanzialmente, ha questo scudo arrotondato perché combatte essenzialmente con la lancia. Lo scudo arrotondato favoriva il gesto di scansare il colpo di lancia. La spada veniva usata solo quando la falange si sgretolava e cominciavano il corpo a corpo. Vedete qui in un vaso greco appunto il guerriero di sinistra che sguaina la spada. Noi non abbiamo spade rappresentate nell'arte delle situle, ma abbiamo moltissimi coltellacci, soprattutto nel caso di Montebelluna, che è una necropoli particolare, è una delle altre grandi città del Veneto. Come vedete al centro ci sono coltellacci di 40-50 centimetri. A destra vedete le punte di lancia, erano deposte in tomba queste, ora vi faccio vedere l'esempio di una tomba, mentre al centro ci sono dei grandi coltellacci sopra le asce. Questa è una delle tombe di Montebelluna, c'è il coltellaccio, vedete a sinistra dove c'è la freccia rossa, ma a destra vedete da un disegno di un bronzetto da Falterona, dove portavano probabilmente anche i nostri soldati i corti o medi coltelli, coltelli usati come spade per il corpo a corpo, ce li portavano all'interno dello scudo. Gli opliti, l'orizzonte oplitico, si tratta proprio di un orizzonte cronologico, in Italia dura circa, lo vedremo, dal 650, quindi esattamente da quando inizia in Etruria, fino al 350 a.C. Nel 400 succede c'è un cambio radicale. I Celti arrivano nel 390 circa, c'è la famosa invasione dei Celti, e in quel momento cambia l'armamento. I Celti hanno spade lunghe e combattono individualmente, non combattono in falange. E infatti le prime battaglie le vincono proprio per quello, mostrano grande coraggio e via dicendo. Quindi i protagonisti di quest'epoca sono le grandi spade che vedete a sinistra e a destra degli scudi diversi che questa volta hanno un umbone per proteggersi dai colpi di queste spade. A Vicenza, diversamente da Este dove vi avevo fatto vedere gli opliti, a Vicenza abbiamo un altro santuario che è questa volta un centinaio di lamine, non 400, un centinaio di lamine che però sono preziosissime perché ci mostrano proprio una sequenza che va circa dal 400 fino all'età romana. Abbiamo 4 secoli di militari con evoluzione del loro armamento che possiamo seguire con grande dettaglio. Vedete, non ci sono gli opliti a Vicenza, ho messo una X sullo scudo, però dal 400 in poi abbiamo rappresentazioni di militari con gli scudi lunghi e anche con la spada. Guardate anche il primo in alto, vedete, non è una lancia, si vede solo la spada che scende. Infatti quello scudo ancora di passaggio rotondo, ma ha l'umbone. Gli elmi che vedete in colonna poi combaciano con quelli di tipo ellenistico, quindi abbiamo anche la possibilità di fare tutti i confronti con il mondo mediterraneo e ci accorgiamo che le armi non cambiano poi così tanto, sono locali ma allo stesso tempo seguono delle tendenze anche di gusto e probabilmente anche di funzione che sono di tipo internazionale. Fatto sta che
E la cosa più importante è che questi nostri soldati qui del Veneto, in questo caso sono proprio i militari di Vicenza, hanno lo scudo, esattamente lo scudo celtico, che è quello scudo che vedete nel soldatino, nella raffigurazione del soldatino. Anche Este ha soldati di questo periodo, ma sono diversi, hanno uno scudo diverso. Lo scudo lungo lo usano i cavalieri, mentre i fanti usano uno scudo più piccolo. Non è più il grande scudo oplitico, ma è uno scudo più piccolo. In questo periodo vanno di moda in tutto il Mediterraneo scudi piccoli, e questo è anche il periodo in cui ci sono le grandi invasioni, Pirro, Asdrubale e via dicendo, e quindi arrivano in Italia eserciti da altri luoghi e viceversa. I romani nel III secolo cominciano ad andare in Spagna, e quindi c'è questo scambio anche nel mondo militare, che è molto significativo. Non deve stupire se troviamo similitudini a così ampio raggio. Come vedete appunto qui segnalati la diversità degli elmi di Este, questo sembrano piccolezze, ma ci fa capire che con grande probabilità Vicenza e Este erano due città che avevano due eserciti completamente diversi, ed erano due città indipendenti una dall'altra, e sono informazioni che noi altrimenti facciamo estremamente fatica a raccogliere. Recentemente abbiamo aperto una mostra che è chiusa pochi giorni fa a Vicenza, in cui fra le altre cose abbiamo pubblicato e portato in mostra un nuovo rinvenimento delle nuove lamine, sempre da Vicenza, un nuovo santuario che mostra dei soldati di età romana. Già nel primo santuario di Vicenza c'era la prova ormai di soldati di età romana, e quelli venuti fuori dalle rappresentazioni uscite dagli ultimi scavi mostrano soldati ancora più tardi, e questa è una cosa, anche questa è un'informazione storica di grande importanza, perché sono poche le realtà in Italia in cui si ha questa continuità fra il mondo venetico e il mondo romano. In genere Roma, quando arriva con garbo, con intelligenza, con tutta la capacità politica che si riconosce alla classe dirigente romana, però quando arriva di fatto il mondo cambia. Invece qui la continuità di cui si parla è attestata appunto dalla continuità anche del rito. I veneti romanizzati e poi di fatto romani non cambiano il loro modo di rapportarsi con la divinità, i loro usi e via dicendo, e probabilmente in qualche modo anche poco anche gli eserciti. Visti allora i santuari, torniamo un po' indietro nel tempo. Abbiamo visto questa continuità, torniamo adesso di nuovo torniamo all'arte delle situle. E entriamo proprio nello specifico degli eserciti. Vediamo cosa ci raccontano queste immagini nel loro dettaglio. Prendiamo ad esempio la situla di Providence, una delle poche che abbiamo completa. Spesso, come dire, per definizione l'archeologo lavora su materiale incompleto. Qui abbiamo invece la fortuna spesso di avere dei testi interi. E questa, ripeto, è una grande fortuna, perché il ragionamento lo possiamo fare con le 4 pietre angolari necessarie. Allora, come vedete, l'esercito in questo modo, in questa situla, è rappresentato al centro nella seconda fascia, ed è schierato in parata. Notate le lance che sono con la punta verso il basso. Ci sono 2 tipi di soldati di militari in questa situla. Uno che porta quest'elmo che è tipico, ve l'abbiamo visto prima, di tutta l'area alto-adriatica, esclusa Este. Sono 8 soldati, mi pare. I successivi 7, se ben ricordo, portano un elmo diverso. Anche questo, un elmo a cono, anche questo che conosciamo a livello archeologico. Questo che vedete, il confronto è esattamente uguale.
andando a guardare, quindi abbiamo un esercito unico formato da due corpi diversi per l'elmo, ma con lo stesso scudo. Bene, se poi uniamo la scena sopra alla scena sotto, abbiamo che i signori rappresentati, come vedete, a suonare, a bere, a farsi servire nei giochi atletici dove si mostra l'abilità e quant'altro, anche in una gara, vedete, con i flauti, eccetera, eccetera, con il premio e mezzo, cioè nel pieno proprio della vita aristocratica, dell'espressione delle consuetudini aristocratiche e dei valori. Se andiamo a guardare, anche qui abbiamo dei copricapi che distinguono i signori di alto rango, che vengono tendenzialmente da due zone diverse. Uno da nord, che è quello che vedete a sinistra, che è un tipo berretto, e invece un copricapo che designa normalmente i grandi signori dell'area della zona padana. Quindi, proposta che si abbia qui la rappresentazione di due eserciti che si esercitano insieme, o meglio, di due gruppi di espressione di due comunità diverse, due gruppi di aristocratici, con l'esercito che fa una sfilata, una parata, delle esercitazioni congiunte, una sorta di fedus appunto di patto in qualche modo fra due eserciti di due località diverse, che non sarebbe niente di strano. Tanto più che peraltro abbiamo, se vedete, la diversità fra i verdi e i gialli del passo. I verdi hanno il passo chiuso, i gialli hanno il passo aperto, come dire, vengono da lontano. Questa situla reca un'iscrizione retica e viene retica, quindi dalle Alpi, probabilmente veniva dunque dalle Alpi, e quelli che vedete in giallo, che dovrebbero venire da lontano, sono i presunti abitanti dell'area a sud. Quindi diciamo che i conti sembrano tornare. Un'altra situla intera che ha una splendida rassegna di militari è la situla di Montebelluna, la seconda figurata, trovata da poco, anche questa abbiamo esposto in mostra, assieme appunto alla professoressa Gambacurta che vi parlerà, anche lei qui nel ciclo. Come vedete hanno lo stesso scudo, che è una cosa piuttosto strana, perché quando è stata trovata la Providence con questo scudo strano e con questa iscrizione eretica, Mansueli, che è stato un grandissimo archeologo, pensava addirittura a un falso. E certe volte viene davvero da pensare che siano dei falsi, se non fosse che le abbiamo trovate, come la situla di Montebelluna di recente, perché come vedete reca anche un vessillifero. In testa abbiamo un soldato che, come nelle legioni romane, porta l'insegna con il sotto con la punta di lancia. Eccola qui, la vediamo un po' meglio segnata, e addirittura il propulsore, vedete in rosso, che serviva per lanciare appunto le lance. Questa figura trova un confronto a Bormio, in una stele che è un po' più recente, circa 100 anni più recente, dove, come potete vedere, c'è anche lo scudo rotondo che c'era in alcuni soldati, vedete il penultimo e il terzultimo, in alcuni soldati della situla di Montebelluna. Quindi più troviamo, più oggetti vengono fuori, più raffigurazioni vengono fuori, più il puzzle si fa fitto, la trama si fa fitta e i conti tornano. Quelle che sembravano stranezze diventano invece delle conferme. Questo è molto importante per l'archeologo. Vedete che in qualche modo anche le insegne qui si assomigliano, e trovare un'insegna di un esercito nel 530 a.C. circa è una cosa un po' inaspettata per l'archeologo, se non che appunto abbiamo troviamo anche degli altri appoggi. Questa è la situla Arnoaldi di Bologna,
E anche la Situla Arnoaldi, che è disegnata molto male, cioè incisa molto male perché è molto più tarda, però come vedete, segnata in rosso, porta anche lei, ci mostra anche lei questa un'insegna. Quando anni fa abbiamo scritto un'insegna, qualcuno ha storto il naso. Invece poi avanzando, perché avanzando le ricerche, i confronti, ecco. Questo per dire che in realtà è un tema su cui vale la pena osare, perché non deve stupire che ci siano confronti con il mondo romano. Ho riportato al centro, vedete, 3 insegne di età romana, e non credo si veda benissimo, ma oltre ad avere un po' alcuni temi simili, tipo la mezzaluna, che ricorre quasi sempre nelle insegne romane, hanno anche sulla punta la punta con la lancia. In questo caso l'esercito, come vedete, c'è un aspetto particolare, diciamo. Abbiamo in testa il suonatore di corno, che questo ce lo immaginavamo già dalle immagini che avevamo visto a Este, ma abbiamo anche 2 lance piantate nel terreno. I feziali a Roma, quando dichiaravano guerra, lanciavano le lance in territorio nemico e poi arrivava l'esercito a portare la guerra. In questo caso abbiamo probabilmente una scena di questo tipo. La questione è che siamo nel 480 a.C., quindi siamo in un periodo molto molto precedente rispetto a quello di cui ci raccontano le fonti. Quindi molto probabilmente quello che viene fuori anche dalle nostre immagini è che il mondo Veneto, il mondo alto adriatico e il mondo italico non erano così diversi dal mondo romano arcaico, o meglio, Roma non era forse così tanto diversa dal mondo italico. E quindi anche le nostre testimonianze possono incastrarsi in questo, diciamo, ambito culturale che è l'Italia, metà etrusca, metà latina, c'è un terzo etrusca, un terzo latina e un terzo italica. Per dare un'idea esemplificativa, l'esercito in questo caso sta andando alla guerra, ed è interessante perché abbiamo anche i riferimenti geografici. A destra c'è l'inizio del registro, dove c'è il grano in maturazione, e che rappresenta ovviamente i terreni attorno alla città. A sinistra abbiamo invece i luoghi verso dove si va a fare la guerra. Ripeto, la Situla è da Bologna, è possibile che questo albero rappresenti un abete rosso, che è una delle piante tipiche dell'Appennino. Quindi sembra quasi che il Tora Eutaci volesse dire: l'esercito è partito dal suo territorio, dove c'è il grano, dove coltiviamo, ed è andato verso i boschi a fare la sua missione. Le lance infatti non sono basse come nelle parate, ma sono alte. Qui c'è proprio un codice. Leggendo questi codici i conti tornano. Tornando indietro un attimo, sempre per parlare di Roma, uno dei problemi che si trova ad interpretare queste figure è come mettere insieme cose che sembrano stare insieme senza ragione, come ad esempio vedete una gara di carri sopra, e poi il fatto che si parte per la guerra, l'episodio della partenza per la guerra. A Roma prima si facevano gli Equiria, la festa dei carri, e poi si partiva per la guerra. Ci sono delle analogie che sono molto, come dire, sono molto forti e per certi versi anche inquietanti, nel senso che vanno approfondite. Abbiamo anche episodi di altro tipo, come quello rappresentato sul gancio di Vace in Slovenia, dove si vede un duello a cavallo. Abbiamo notizia dalle fonti romane che qualche duello, anche con i Celti, veniva risolto fra i capitani. Quando i morti erano eccessivi e non si andava avanti, quindi potremmo essere di fronte a un duello di questo tipo. Il fatto interessante è che, se non si vede benissimo, ma forse riuscite a cogliere, uno dei 2 cavalieri, quello di sinistra segnato in rosso, ha i capelli lunghi, è proprio il babaro.
Non solo, ma anche ha una svastica tatuata sulla coscia del cavallo, che è il simbolo del sole, simbolo solare, adottato da tutte le popolazioni da molte delle popolazioni germaniche e delle popolazioni sciite, delle steppe e via dicendo. Quindi è proprio la rappresentazione siamo nel V secolo, proprio la rappresentazione di uno dei guerrieri delle steppe che entra in territorio evidentemente sloveno, che è un territorio già civilizzato, fra virgolette, cioè un territorio già evoluto, con le città, necropoli e quant'altro. Da notare anche qui gli scudi che vedete tipo in azzurro, che sono gli scudi che poi troveremo portati dicevamo dai Celti in Italia attorno al 400, qui siamo 100 anni prima, ma sono scudi con la spina e l'umbone esattamente come quelli celtici, solo che abbiamo 100 anni di anticipo. Abbiamo anche una rappresentazione di nave, ed espressamente di battaglia navale, o meglio di una nave che probabilmente attacca un sito terrestre, qua come vedete è purtroppo incompleta, da dove viene? Da Nesazio, che era uno dei porti dei pirati illiri, 500 a.C. Quindi devo dire, non ci facciamo mancare niente. Arrivo per avvicinarmi alla conclusione, rubo 5 minuti ai 40 previsti se possibile, non più di 5. Allora, parlavamo prima della situla della Certosa. La situla della Certosa rappresenta, come vedete sopra, anch'essa una sfilata di militari, lance basse, quindi una sfilata, proprio una parata, dobbiamo aspettarci in questo modo. La mia ipotesi di lettura è che la situla rappresenti quanto descritto dalle tavole iguvine, tavole rinvenute a Gubbio e descritte nel III, II e I secolo avanti Cristo, e che racconta di fatto, sono tavole in cui ci sono le prescrizioni per i sacerdoti per svolgere certi riti, e in particolare i suave taurilia, cioè l'uccisione del bue, dell'ovi caprino e del suino, che rappresentano, nella versione Maior, rappresentano la cerimonia pubblica cittadina per eccellenza. In pratica a Roma e a Gubbio succedeva che si facesse la benedizione delle armate e dopo ci fosse la benedizione della città e via dicendo. E noi ci soffermiamo sulle armate. Questa è l'armata rappresentata dalla situla della Certosa. In letteratura si parla della rappresentazione del principe. No, ancora una volta è una rappresentazione collettiva. Non c'è l'immagine di uno che domina, non c'è. I cavalieri sono due. A Roma c'erano i 2 consoli, questi non sono i 2 consoli, ma sono 2, è tutto almeno al doppio. Bene. Il dettaglio della Certosa è eccezionale. Quello che vedete è un disegno che ho fatto, che è però fedele riproduzione delle immagini. Il dettaglio della Certosa è eccezionale. Le asce, ad esempio, dei cavalieri sono diverse, sono di tipologia diversa e che conosciamo. Una tipica di Este e una esclusiva di Bologna. Andando avanti, abbiamo il corpo in verde e vedete è diviso in manipoli proprio l'esercito. Il manipolo in verde e i manipoli in blu. Il manipolo in verde ha delle aste lunghissime che proporzionalmente sono all'incirca 3 metri. Non sono funzionali allo scontro diretto. Troppo lunghe, hanno oltretutto un tallone in metallo che conosciamo archeologicamente molto pesante. Quindi molto probabilmente venivano usati, visto anche lo scudo lungo, per opporsi alla cavalleria. Se c'è una cavalleria dobbiamo presupporre anche un reparto che si oppone alla cavalleria. Successivamente, quindi abbiamo un tempo 1 in cui c'è la cavalleria che attacca e il corpo predisposto che difende dai cavalli con le lance lunghe, per inciso portano degli elmi che conosciamo e che sono pieni di aculei, hanno tutti gli aculei, quindi probabilmente nello scontro con il cavallo o l'uomo che cadeva da cavallo, gli aculei servivano a ferire ulteriormente il nemico.
Dopodiché abbiamo gli opliti veri e propri, anche qui divisi in due, uno con scudi con umbone, che quindi poteva servire contro le asce o eventualmente le spade lunghe, ma soprattutto le asce, e uno invece tipico, oplita tipico con l'oplon, cioè lo scudo tondo e convesso. L'ultimo corpo invece porta delle asce molto grandi e non ha scudo. Ipotizzavo, nei primi scritti ho ipotizzato che fosse il corpo che serviva, che entrava in azione quando la battaglia stava finendo, per uccidere i feriti, anche perché l'ascia grande va impugnata con 2 mani, che quindi non avessero questo scudo. Qualche anno fa è venuta fuori questa situla, che è la fotografia esattamente di questa scena, perché abbiamo il ferito, l'unico che c'è nell'arte delle situle, con il fiotto di sangue che esce dalla gola, e un corpo simile che vedete afferra grandi asce ed è pronto ad abbatterle sul moribondo. Anche questa dalla Slovenia, da Novo Mesto. Arriviamo alla Situla Benvenuti. La Situla Benvenuti è l'altro grande capolavoro, è ancora più profonda come racconto, anche perché probabilmente c'è ancora l'influsso di qualche artigiano orientale. Per farla molto breve, abbiamo al di sotto una serie di episodi militari, poi al centro una fascia di animali, e sopra i festeggiamenti conseguiti probabilmente alla vittoria militare. E questa dovrebbe essere la trama. Il prodotto è così eccezionale che abbiamo anche un orditto, cioè una serie di relazioni logiche in verticale, perché ad esempio questa, che è la più importante ma non l'unica, in cui c'è il signore che come un leone ha sconfitto il nemico. Cioè è una metafora chiarissima, trovata peraltro dalla professoressa Cassola, quindi che mi trova pienamente d'accordo. Un soldato di Este, perché ha l'elmo di Este, uccide il capo dei nemici, identificato come barbaro, vedete che ha i capelli, e porta via i prigionieri. I prigionieri, questo è un particolare meraviglioso, mentre i soldati, parliamo del 630 a.C. di Este, hanno lo scudo oplitico, che in quel momento è la grande novità tecnologica che arriva dalla Grecia, i nemici non hanno lo scudo oplitico, hanno uno scudo più piccolo e, per quanto visto dall'interno, non concavo, e soprattutto con una presa sola. Lo scudo oplitico, l'abbiamo visto prima, fra le novità il fatto di avere le due prese che consentivano poi anche di tenere o un'altra o altre 2 lance o il coltellaccio, come abbiamo visto prima. E condusse l'esercito. Abbiamo il ritorno del condottiero, che viene fermato da un soldato di Este. Il condottiero su carro, che è a capo di questa colonna di vincitori festeggianti, è fermato, e io qui non posso che non vedere il limite del Pomerio di Roma, dove il militare, anche se vincitore, è costretto a lasciare le armi, perché in città non si portano le armi. Era una legge che tradizione vuole imposta da Romolo, quindi dall'inizio della storia romana, quella che i militari non devono portare le armi e devono riconoscere il valore superiore della società civile. E ripeto, è difficile, anche poi per le letture con la trama e via dicendo, è difficile non vedere questo grande esempio di civiltà fin dall'inizio appunto della storia dei nostri veneti antichi. Ci sono poi i festeggiamenti con le gare di pugili che abbiamo già visto, le ultime 2 che veramente vado a chiudere, la fascia di animali che divideva i militari dai festeggiamenti è molto probabilmente l'indicazione di dove si sono svolti gli eventi militari, perché messi in sequenza i militari danno proprio una sequenza orografica, cioè
i loro habitat vanno dal più basso al più alto, e ricorda proprio l'ultimo che è il grifone, che ricorda, cioè il penultimo che è il grifone e poi la sfinge, che per definizione sta nella cima delle montagne, sembrano quasi ricordare il panorama dolomitico con l'aquila che nidifica nelle nostre pareti e appunto la sfinge totalmente immaginaria che sta nella vetta. Ultimissima cosa, nei festeggiamenti c'è quasi certamente il sacrificio del cavallo, perché abbiamo un cavallo ispezionato forse da un sacerdote e l'ascia che è il segno del sacrificio. A Roma il sacrificio del cavallo si faceva una volta solo all'anno, e una precisa data del calendario, cioè la chiusura delle operazioni militari. Il mio sospetto era che quindi questo racconto avesse anche una sua proiezione topografica, perché è anche difficile raccontare senza immaginare dei luoghi che loro conoscevano e noi no. Quindi se li mettiamo in fila, abbiamo prima il trionfo con, avete visto il principe che si porta dietro la schiera dei soldati vincitori e il bottino. Se proviamo a proiettare tutto questo a Roma, al Campo Marzio, il luogo del trionfo, possiamo immaginarci questo trionfo lungo appunto il principe che sfila lungo la via trionfale. Scusate. Dopodiché, dopo la via trionfale ci sono le gare, c'è lo stadio dove si fanno le gare di carri e dove si sceglie il vincitore delle gare di carri, è quello che viene scelto poi per essere sacrificato. Qui forse all'uso dalle gare di pugili, non c'era spazio per la gara di carri. E poi a Roma, sempre a Campo Marzio, il luogo successivo è il luogo del sacrificio del cavallo, che ripeto, qui viene all'uso dal signore che brinda al cavallo e dal sacerdote che lo guarda. A Roma poi alla fine abbiamo anche l'area vinaria nella stessa zona, che benché ricordata solo da fonti leggermente più tarde, però potrebbe essere in qualche modo richiamata dalla nostra raffigurazione con le situle appese che si è vista prima. Ultimo tassello, abbiamo nella Benvenuti un centauro. Questo centauro, con ogni probabilità, vado velocemente, potrebbe rappresentare la costellazione del Centauro. Quando appare la costellazione del Centauro nel cielo di Este, negli anni in cui è stata realizzata la situla, intanto appare, che è una cosa importante, perché adesso ad esempio non è più nel nostro emisfero, ma appare esattamente nei giorni attorno alla metà di ottobre, cioè quando i romani chiudevano la stagione della guerra, e si vedeva oltretutto da est, si sarebbe visto nelle lagune dove il nostro Toreuta ha rappresentato, forse il motivo per il quale il nostro Toreuta ha rappresentato non solo il centauro, ma il centauro che uccide un gabbiano che sta mangiando un pesce. E con questo vi ringrazio.